Una manovra finanziaria asciutta e piena di contenuti inseriti con la piena condivisione degli assessori. Ci siamo confrontati e abbiamo lavorato in un ottimo clima, una legge di stabilità che, confermando l'impegno di questo governo a fare ordine nei conti della Regione, si pone l'obiettivo di dare un deciso impulso su 3 ambiti strategici: l'occupazione, per creare più posti di lavoro e sostenere le imprese; la sanità, per dare nuova linfa alle strutture sul territorio; e il supporto agli enti locali, per dare slancio alle progettazioni e cogliere così nuove opportunità di finanziamento. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, annunciando il via libera da parte del Governo regionale del disegno di legge di stabilità regionale, del bilancio di previsione 2023 e del pluriennale 2023-2024-2025. La Giunta regionale ha anche approvato una norma di assestamento che garantisce il recepimento dell'accordo con il governo nazionale, che ci ha assegnato 200 milioni di euro alla nostra regione per il ripiano degli aumenti sulla spesa sanitaria a carico di noi stessi. Abbiamo stanziato, prosegue il governatore, le somme necessarie per garantire sgravi contributivi per chi assume, un'implementazione delle borse di studio per gli specializzanti di medicina, la creazione di un fondo di rotazione a favore di quei comuni affinché possano dare incarico ai tecnici per la progettazione ed evitare che i fondi europei vadano così in disimpegno. Stiamo lavorando, continua Schifani, anche sulla riduzione delle liste di attesa, un tema complesso e delicato ma prioritario. È uno strumento asciutto ma pieno di contenuti, concepito per dare risposte e difendere l'interesse della Sicilia e dei siciliani. Insomma, conclude Schifani, vogliamo dimostrare che stiamo facendo di tutto per dare un segno di una svolta concreta e vicina alle esigenze dei cittadini. Nel decreto legge, composto da una decina di articoli, viene prevista l'assegnazione di risorse per mettere in sicurezza l'ARPA, così come richiesto dalla Corte dei Conti, l'appostamento di quasi 250 milioni di euro per il settore della forestazione, la proroga del trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze armate e dell'ordine, ma anche per gli insegnanti e il personale sanitario. Previsto inoltre l'aumento fino a 36 ore per il personale ASU in servizio al Dipartimento dei Beni Culturali, una norma che mira soprattutto ad assicurare l'apertura al pubblico dei siti museali e archeologici durante tutto l'anno. Sgravi inoltre fino a 30.000 euro per le aziende che assumono dipendenti a tempo indeterminato. La manovra approvata oggi, aggiunge l'assessore all'economia Marco Falcone, da un lato garantisce l'equilibrio finanziario e i servizi essenziali e dall'altro utilizza la leva pubblica per fare spesa efficiente e creare quelle condizioni di sviluppo nella nostra isola, così come dal programma redatto dal Presidente Schifani.